che saremo stati presenti in questa seduta per fare delle riprese video in forma assolutamente silenziosa, senza recare nessun conflitto. Lei ci ha risposto, questa è la risposta, Associazione Grilli Vittoriesi, a fare riferimento, dove ci dice che il permesso viene dato per il periodo antecedente e postecedente al Consiglio Comunale. Durante il Consiglio Comunale non ci è consentito fare le riprese, che lo spazio riservato al pubblico nell'aula consigliare è angusto e di limitato accesso. Allora io pregherei intanto di fare una ripresa a 364 gradi per vedere se effettivamente lo spazio angusto è lo spazio è angusto. Dopo io le faccio vedere quali sono i nostri mezzi di ripresa. I mezzi di ripresa non hanno bisogno né di cavalletti né di proiettori né di niente. Prendo atto di questo, vi ringrazio, ma non posso dare autorizzazione alle riprese durante lo svolgimento perché è una posizione che ho preso con un organo di stampa, mi sono confrontato con l'organo direttore della stampa, abbiamo condiviso anche una risposta e quindi non posso per voi fare un'eccezione che ho fatto per esempio col condicionale con altri. La ripresa è sicuramente negata, ma qua dentro fotografate, registrate, fate quello che volete che vi è consentito. Mi spiace, la richiesta è per la ripresa, il fatto che voi... per voi un'eccezione ad hoc che non ho fatto... Noi non chiediamo un'eccezione, noi chiediamo di far valere i nostri diritti e riteniamo che la cosa... Allora, io vorrei informare, io voglio informarla... la lesione del diritto di altri. No, il nostro diritto a riprendere e noi informiamo che noi proseguiremo con le riprese. Sì, purtroppo devo allontanare dall'aula. Questo mi spiace di cuore perché l'avete scelto voi di farvi allontanare. Guardi, non è che lei lo farà. Buonasera, un buon lavoro perché avremo un consiglio favoloso stasera. Però volevo ricordare una cosa ai consiglieri che pensavamo di fare in un modo diverso, però a un certo momento abbiamo cambiato l'itinere. Nel 2007 c'era un progetto di una pubblicazione di Vittorio Veneto. Nell'altra settimana abbiamo presentato un volume che, dico apertamente, non era un volume per promozionare questi 10 anni di attività della nostra città, che merita di essere sponsorizzata, e con un certo valore di rappresentanza, ma soprattutto emozionale coloro che ne venivano a copia, visto che l'idea era di realizzare una copia per tutte le famiglie, che l'abbiamo accantonata, non la discordo, e ho già dato risposta. Quindi invito i consiglieri che se, come le solo il sottoscritto hanno già fatto, volessero una copia. Iniziale in consiglio nominiamo i curatori che sono Cosocco, Fasan e Dalla CIA per questa sera. E invito cortesemente il comandante dei vigili che dovrebbe essere presente in aula. Grazie. Invito i comandati a dare rispetto a quanto disposto da questo Consiglio, con l'allontanamento del signore che ha la telecamera, e se questa telecamera decidere. Prego. In base a quale normativa, perché mi dicono che mi contestano una norma di legge che non conosco. Lei non è chiamata in questo momento a discutere se la norma è o non è corretta, esegua per cortesia che vi dico, grazie. Poi mi assumerò io le mie responsabilità. Per cortesia, se chi deve discutere queste cose si allontana è un grazie, altrimenti noi blochiamo porte chiuse.
Lei, la comandante chiede procede in separata sede, velocemente, grazie. Posizione del Presidente glielo faccio verbale. Glielo faccio. No, dai. Prego. Dai. Non deve fare verbale. Intanto procede al sequestro della... Non ha l'autorità, signor Presidente. Lei prima mi fa verbale. Lei non si preoccupi che le autorità ci sono. E veda per cortesia di non infastidire questa assemblea, se no vi caccio fuori tutti. Non so se avete capito. Stiamo lavorando per Vittorio Veneto ed è scandaloso, secondo me, quel che fate. Anche noi Invito la comandante a identificare i signori e accompagnarli fuori immediatamente. Se no questo consiglio non va avanti. Con la motivazione? La motivazione? Così siamo pur sempre cittadini che seguono il Consiglio Comunale. Signori, potete cortesemente. Usciamo dal Consiglio Comunale senza aver avuto una motivazione per essere stati estromessi. Noi siamo usciti dall'aula consigliare su richiesta del Presidente del Consiglio, ma ugualmente vogliono anche identificarci per farci sapere, dicono in seguito, le motivazioni di questa uscita. E hanno chiesto anche il sequestro della telecamera. Hanno chiesto il sequestro della telecamera e ha detto il Presidente del Consiglio che avrebbe l'autorità di farlo. Questo non è vero.